Avvocato Riponti, oggi qui in Villa Brandolini un convegno che ha riunito docenti universitari ed esperti per riflettere sul tema del paesaggio e tutte le sue implicazioni. Ci può spiegare com'è nata questa idea del convegno? L'idea del convegno nasce da dialoghi incessanti protratti per 2 anni con il professor Roberto Masiero. Con Roberto Masiero abbiamo un percorso intellettuale continuo e condividiamo molti obiettivi, pur approcciandoli da visioni sostanzialmente diverse. Lui dal lato della sua smisurata conoscenza artistica e filosofica, io piuttosto dal lato della sensibilità della fede, della sensibilità religiosa. Questo tema è cruciale. Per affrontarlo ci abbiamo messo circa 2 anni per riunire le eccellenze dei relatori. Abbiamo cercato di valorizzare componenti filosofiche, componenti religiose. Abbiamo cercato di offrire angoli di visuale i più diversi secondo una nostra visione che lato sensu potrei dire epistemologica. Abbiamo avuto dei relatori di assoluta grandezza, forse i migliori che possono essere rinvenuti nel panorama scientifico e culturale italiano ed europeo. Abbiamo avuto delle relazioni straordinarie che meritano quel volume di atti che con Roberto faremo e con grande cura, perché ci sembra veramente di dare un contributo importante alla cultura contemporanea, pur nella modestia delle nostre qualità e delle nostre capacità. Ho molto apprezzato anche l'inciso e il messaggio di incoraggiamento che ci è stato dato dal vescovo neonominato Riccardo di Cene del Vittorio Veneto. Abbiamo cercato, con una certa fatica, il convegno è stato lunghissimo, ha ospitato anche un breve concerto musicale in memoria di Don Mansueto Vietzer, di cui ricorre il centenario dalla nascita in questo 2025. Abbiamo cercato, con un'offerta culturale di un certo peso e anche di una certa qualità, di percorrere quell'itinerario che avevamo descritto nel sottotitolo del convegno. Un itinerario spirituale interessante, affascinante, che investe ogni profilo della umanità e della spiritualità umana. Grazie.